Figlio di operaio, siamo 4 fratelli. Mio papà lavorava all'aperto e quindi tornava soprattutto d'estate sgrondante di sudore. Per anni un certo modo di pensare ha sentito l'esigenza di distinguere la politica con la P maiuscola da quella con la P minuscola. Penso che questo sia il tempo di fare la politica con la P minuscola, la politica di tutti i giorni, dell'impegno quotidiano, non delle solennità. Vivere e fare insieme tutti i giorni, solo così ce la possiamo cavare. Quando i miei amici hanno saputo che lavoravo per il sindacato mi hanno chiesto ma che lavoro è? In questo cortometraggio si racconta perché c'è ancora bisogno di sindacato nel mondo del lavoro di oggi. Le tentazioni di stare separati, di pensare con l'io e non con noi, sono dietro l'angolo. I ragazzi che arrivano a lavorare non sanno, devi spiegargliela cosa hanno fatto il sindacato nel passato, i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri genitori. Egidio, un uomo che non stento a definire un maestro, ci dice che è il momento di impegnarci tutti per fare un mondo migliore. L'obbligo a impegnarsi affinché questo si avverasse, ecco, se posso dirlo così.